Io sono un ingegnere chimico, ex dirigente ARPA in pensione, e sono stato al vostro fianco a Mogliano come esperto nella vittoria contro gli inceneritori industriali di Silea e di Mogliano. E in questo caso vorrei partire un po' dall'inizio della storia. Mi dispiace ripetere alcune cose perché ma ripetita Juvan, penso, perché sono state dette in parte da Mattia e da Tammino. Allora, la storia comincia da un'esigenza reale. Ecoprogetto ha questi 60.000 tonnellate di CSS che andavano alla Enel Fusina, ma non può più portarle e quindi si trova di fronte a un bivio, con due alternative. Una strada ecologica di rispetto per il futuro, che riducendo il CSS e aumentando la differenziata, poteva arrivare nel tempo a non bruciare più nulla. L'altra, la strada economica del profitto, cioè di fare business con un grande polo di incenerimento di dimensione regionale. E Ecoprogetto ha scelto la seconda strada, anche per il peccato originale insito nella società, perché come dicevamo nel 2016 sono entrati per il 45% delle azioni dei privati e a loro un po' interessa il profitto, quindi probabilmente hanno avuto un peso in questa scelta. E quindi hanno fatto una proposta da gioco di prestigio, come diceva Tammino, perché i rifiuti spariscono nel fumo, non si vedono più, si produce energia che si vende bene con gli ex certificati verdi, adesso si chiamano tariffe incentivanti per l'energia prodotta da rifiuti, per cui però siamo sotto procedura di infrazione europea, perché l'Europa non gli piace questo fatto, non è più consentito pagare di più l'energia elettrica prodotta da rifiuti. E Ecoprogetto scrive nei documenti presentati in regioni che la linea 1 produrrà per l'autoconsumo, la 2 e la 3 per vendere elettricità. Ecco quindi nel progetto le 3 linee che sono volumetricamente dimensionate, cioè sono state progettate per trattare 330.000 tonnellate anno di rifiuti. Ma Ecoprogetto e Veritas dice che bruceranno per ora solo 120.000 tonnellate anno, cioè i 60.000 di CSS e 60.000 di rifiuti da legno. Questo per i limiti di capacità termica. Questo sbalzo e differenza di numeri, cioè 330.000 dimensione e 120.000 quello utilizzato, è come comprare una Ferrari e farla andare a 50 all'ora per un cittadino normale, una cosa non comprensibile. La capacità termica è la quantità di rifiuti che si possono bruciare senza danneggiare termicamente la struttura, ma si può modificare. Infatti nel 2017 Ecoprogetto ha, attraverso una semplice pratica in regione, ottenuto di passare la capacità termica della linea 1 esistente da 16 a 20 megawatt termici, soltanto cambiando la griglia di fondo del forno, perché così c'è maggiore areazione, c'è più aria, si può bruciare più rifiuti e quindi si è passati a un 25% in più di rifiuti trattabili. Questo si può fare anche nel futuro, cioè con dei passaggi semplici negli uffici e senza commissioni via di questo genere, si può aumentare la capacità termica di questi impianti mettendo più bruciatori, raffreddando meglio con l'acqua i forni. Quindi questo lo dicono attualmente, bruceremo 120.000 tonnellate, è un po' un bluff perché in prospettiva la logica è quella di bruciare di più, anche perché dall'altro lato non si capisce perché chiedono l'autorizzazione a produrre combustibile per i forni per 300, io ho detto 300.000 tonnellate all'anno, Mattia diceva 268.000. I numeri sono un po' diversi solo per la quantità di legno dei rifiuti, perché in quella slide che ha fatto vedere Razzini, se vi ricordate, dai 450.000 di secco che si chiedono di trattare, si recuperavano 120.000 tonnellate di legna, che lì si diceva vanno a bruciare. Più avanti in un disegno, nel progetto, si parla solo di 84.000 che vanno a bruciare e di un'altra quota di 30.000 che vanno a utilizzo, a riciclo. Quindi, insomma, alla fine si hanno grosse quantità comunque. Quindi 120.000 o 86.000 di legna, più il secco selezionato, quei 260.000 che vanno nell'impianto CSS per ottenere 150.000 tonnellate anno di CSS che va ai forni, e poi il resto, perché non basta questo, hanno chiesto di trattare 40.000 tonnellate anno di percolato di discariche, a cui Razzini si è dimenticato di accennare.
che sono pieni delle peggiori porcherie chimiche, perché i percolati raccolgono tutto quello che di peggio esce dalle discariche. E essiccandoli si hanno 4.000 tonnellate di fanghi secchi. Poi ci sono 90.000 tonnellate anno dei fanghi dei depuratori civili, quando nel nostro bacino attualmente se ne producono 50.000. E qui nei fanghi ci sono dentro medicinali, clorurati, metalli pesanti, i famosi PFAS, perché lo dice nel progetto, ecoprogetto, che ci sono i PFAS, quindi probabilmente questi fanghi vengono da Vicenza. Quindi alla fine si ottengono da questi 90.000 tonnellate di fanghi 30.000 di fanghi secchi da bruciare. Il totale, se fate la somma di 120.000 di legno, 150.000 di CSS, 30.000 di fanghi da depuratore e 4.000 da fanghi di percolato, arriviamo sulle 300.000. Ma se loro ne bruciano solo 120.000, dove vanno tutti gli altri? Ci si chiede. Sul progetto non è scritto. Razzini ha detto venderemo parte di questi rifiuti. Però la tentazione, secondo me, è di usarli nell'impianto, visto che è dimensionato per 330.000. E Razzini, non so se vi siete accorti, non ha parlato delle alternative a questo progetto, perché nella via non c'è nessuna alternativa, c'è solo l'opzione zero, cioè loro hanno presentato o prendere o lasciare, questo o niente. Ecco, anch'io vorrei dire, i cammini sì, rispetteranno i limiti di legge, certo, tutte le fabbriche della pianura padana rispettano i limiti di legge, sono controllati dall'ARPA, però è la somma che fa della pianura padana una camera a gas, la somma di questi fumi e il fatto che non ci sia ventilazione. Attorno agli inceneritori sono stati fatti studi sulle ricadute e gli effetti sulla salute, sul latte materno con la diossina delle mamme che abitano vicino. A Reggio Emilia hanno fatto i controlli sulle unghie dei bambini e hanno visto che i metalli pesanti si concentrano sotto vento rispetto agli inceneritori, ma si sa che i fumi degli inceneritori sono una delle cose peggiori che contengono di tutto. Ma queste scelte fatte ora condizioneranno il futuro perché per recuperare l'investimento bisogna produrre energia elettrica, cioè farli funzionare. A Brescia l'inceneritore ha portato la differenziata a calare, perché se non c'è il secco, alla fine si brucia la quota che dovrebbe andare alla differenziata. È ovvio, perché se vogliamo far andare i forni e avere energia elettrica, dobbiamo bruciare di tutto. A Copenaghen, dove c'è un altro inceneritore molto esaltato, sono arrivati a comprare i rifiuti dalla Svezia, perché non hanno più secco abbastanza. A Ginevra hanno chiuso le linee di incenerimento per la crescita della differenziata, quindi hanno chiuso delle linee. In Lombardia ed Emilia hanno già programmato di chiudere 4 inceneritori perché ne hanno troppi, perché il secco ormai è sempre meno. E da questi inceneritori, come diceva Tammino, esce aria fuori norma per il PM10, l'ossido di azoto, in una realtà che peggiora la situazione già tragica per cui noi siamo già fuori, ma di questo parleranno i medici dopo di me. Tutto questo mentre appunto nel nostro bacino cala ogni anno il secco, dicevamo. Il secco nella regione Veneto negli ultimi 15 anni è calato del 60%. Siamo stati bravi come cittadini. Nel nostro bacino siamo arrivati vicino al 70% di raccolta differenziata. Però abbiamo delle differenze, cioè Ceggia al 90%, Venezia al 56%, e quindi si può lavorare su questo dato della migliorare la raccolta differenziata. Arrivare a 80, come diceva Razzini, in pochissimo tempo, probabilmente è fattibile e possibile. Se voi ricordate la prima diapositiva che ha fatto vedere Razzini su Mogliano, c'era il secco da voi prodotto nel 2018, erano 3.230 tonnellate anno, mi sembra. Sotto in rosso c'era scritto 46,9% dovevano andare al differenziato, cioè nel secco c'era quasi il 50% di differenziato, che se i cittadini fossero stati educati meglio si poteva ridurre, quindi il secco si può già ridurre con uno sforzo del 50%. In più il Covid ha dato una botta alla produzione dei rifiuti che nel nostro bacino, per mancanza del turismo e la riduzione dei consumi della famiglia, arriva al 30-40%, quindi per almeno 2 anni saremo così. Vuol dire che il CSS da bruciare, senza far niente, è calato ed è sui 35.000 tonnellate anno, da 60.000 che era, cioè senza fare niente. Ma allora noi diciamo, dato che c'è già un forno che brucia legna, basta chiedere alla regione, senza bisogno di via, di bruciare in quel forno attuale anche il CSS e i rifiuti da legno.
E questo si può già fare, cioè non c'è bisogno di fare un progetto enorme con 3 inceneritori. Con la legna un po' di quelle 60.000 si può fare triturarla, farla compost, come diceva Mattia, una parte si possono fare pannelli. Quindi la nostra proposta è di utilizzare il forno attuale senza costruirne di nuovi e nella fase transitoria ridurre progressivamente il secco fino ad arrivare possibilmente a 0 e comunque usare il forno finché c'è, visto che c'è. Naturalmente sui fanghi essiccati col calore del forno, perché si può fare l'essicatore anche con i fumi di questo forno esistente, quei fanghi essiccati andranno inertizzati, anche secondo noi di medicina democratica, perché vanno inviati a discarica, perché bruciare quei fanghi vuol dire mettere in aria il peggio dei veleni chimici che ci sono nei percolati di discarica e nei fanghi dei depuratori. Quindi noi sostanzialmente siamo contrari a questo progetto per questi motivi. Il primo che è quello che si va contro il principio di recupero energetico, cioè noi siamo contro la combustione dei rifiuti perché è contro la scelta dell'Europa incenerire i rifiuti, è contro le scelte del mondo che parla appunto ormai anche nei giovani di Fridays for Future, di economia circolare, di recupero e valorizzazione della materia, non dell'energia. La lotta al cambiamento climatico vuol dire bruciare meno e quindi qui si brucerebbe grandi quantità di rifiuti. Se vogliamo eliminare il CO2 bisogna bruciare meno. L'Europa sta pensando di tassare i rifiuti che andranno all'incenerimento come si può già fare per quelli che vanno in discarica. Molti paesi del nord Europa lo stanno già facendo, hanno tassato i rifiuti che vanno in inceneritore. Noi dobbiamo aumentare l'educazione e quindi la percentuale e la raccolta differenziata fatta dai cittadini. Nel nostro bacino in pochi comuni si fa la raccolta porta a porta, a Mira, a Ceggia, si può allargare questa raccolta. A Venezia addirittura l'umido in città, nella città lagunare, è insieme al secco, cioè c'è un unico sacchetto per il secco e l'umido, va tutto nel secco. In altre regioni separano già i pannolini e i pannoloni che sono il 12% del secco e vengono riciclati. Pensate, c'è un impianto vicino a Treviso che fa isolanti termici riciclando i pannolini e i pannoloni. Quindi bisogna che ci mettiamo su quella strada. Addirittura a Trento fanno pagare €1 ogni sacchetto di secco che si mette nelle calotte, come abbiamo già a Mestre, e quindi con una mossa e una tariffazione diversa si può scoraggiare il secco, quindi si può arrivare a ridurre il secco veramente a quantità enormi, ridurlo a quantità minime. Ovviamente vanno fatti anche gli sforzi per ridurre i rifiuti alla fonte a livello nazionale, per cambiare i consumi, per ridurre quello che arriva alla fine dei rifiuti. Quindi no all'obsolescenza programmata dei beni, dei macchinari. Sapete che c'è questo fatto dell'obsolescenza programmata di tutti i macchinari, elettrodomestici, che dopo un tot si rompono e bisogna buttarli via, dalle lampadine al frullatore. Sono studiati per rompersi, questa è una follia. Poi no alla moda che ci porta a acquistare sempre l'ultimo prodotto e buttare via quelli un po' vecchi. No all'e-commerce, perché le tante piccole confezioni da portare casa per casa consumano un sacco di risorse e producono un sacco di rifiuti. Bisogna tornare ai negozi di vicinato e così via. Cioè a livello nazionale si deve lavorare in questo senso. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo è un problema di democrazia. Questo progetto non è stato presentato né discusso nei comuni della provincia che subiranno gli inquinanti e i costi di questi inceneritori. Solo noi abbiamo cercato nel nostro piccolo a fare assemblea all'inizio quando si poteva e sollecitare alcuni consiglieri comunali. È stato fatto a Mira e al comune di Venezia e una commissione a Pianiga, ma su 45 comuni del bacino voi siete il quarto in cui si comincia a discutere di questo problema. La carenza di democrazia e di partecipazione è la prima malattia sociale indotta da questi mega impianti nocivi. E il Covid ci sta impedendo un confronto aperto con la gente, con i consigli comunali, quindi per questo chiediamo anche una sospensione. Terzo punto, quello che diceva un po' Tamino, quando si bruciano i rifiuti si producono ancora più rifiuti, nell'aria non si vedono, e quindi questi inquinanti tossici, di cui parlano forse anche i medici, peggiorano la qualità della nostra vita. Dei PFAS ho allegato nelle documentazioni che vi ho mandato il documento dell'EPA, l'Agenzia Americana per l'Ambiente, che dice che servono almeno 1400 gradi per degradare i PFAS. Gli impianti di ecoprogetto arrivano a stento a 1000 gradi e la linea 3 arriva a 900 solo perché è un forno di tipo diverso
Quindi i PFAS in gran parte usciranno dai camini se vengono bruciati. E i PFAS fanno fatica a bruciare perché sono un prodotto che si usa negli estinguenti, negli estintori, cioè sono un nemico del fuoco, per cui pensare di bruciare un estinguente a queste temperature è un po' un controsenso, bisogna andare a temperature molto più alte, il legame fluoro-carbonio è molto forte. E tutto questo finirà in un territorio che è già fuori limite per la qualità dell'aria e si peggiorerà la situazione. Diceva le diossine prima Mattia, che finiranno nel terreno, nelle acque, nei pesci, quindi nel ciclo alimentare complessivo, e lo si ritroverà nel latte materno, come dicevamo, è stato trovato anche a Roma, doveva essere studiato anche da noi, ma non è stato ancora fatto per Marghera, perché questo progetto non ha la VIS, la valutazione di impatto sanitario, come non ha pure la VINCA, la valutazione di incidenza ambientale sulle aree pregiate limitrofe, come la laguna, i siti SIC. Poi nel progetto si parla di teleriscaldamento al servizio della cittadinanza, ma non c'è nessun progetto in tal senso per il recupero delle acque calde. E soprattutto non ci sono alternative, c'è l'opzione zero e il progetto, e basta. Non si parla neppure di compensazioni e mitigazioni dei danni prodotti. Quindi una via piuttosto carente. Perciò come comune vi chiediamo di ritirare il progetto e di rifarlo discutere assieme ai comuni e alle associazioni, mirando al recupero di materie esclusivamente dei rifiuti secchi del bacino, perché il progetto parla di prioritariamente, quindi questo prioritariamente copre che se c'è spazio si possono bruciare anche i rifiuti del resto del bacino, come chiedono Veritas ed Ecoprogetto. Quindi bisogna chiedere di investire più fondi nella riduzione del secco, puntando alle filiere tipo quello dei pannolini o del compost di cui dicevamo prima, e usare invece il forno che c'è già fino ad esaurimento. In questo progetto presentato da Ecoprogetto si tradiscono dei principi europei fondamentali, come quello di precauzione, perché si emettono in aria PFAS senza saperne bene le conseguenze, il principio di prossimità, perché si vorrebbero usare rifiuti che vengono da fuori bacino, e di priorità, perché una delle priorità dell'Europa è di non bruciare i rifiuti, quindi si tradisce anche questo principio. Lei, Presidente della Commissione, l'altra volta ha detto siete responsabili 2 volte del futuro della vostra comunità. Ecco, Mogliano ha già vinto delle battaglie contro un inceneritore e contro delle discariche. Tutti assieme stiamo riducendo il secco e non si capisce perché fare questi impianti che ipotizzano nel futuro grandi quantità di secco indifferenziato. Abbiamo bloccato anche a Marghera l'SG31 per i tossici nocivi, ci sono i margini per bloccare anche questo ecomostro che una volta finito rischia di restare inutilizzato o di diventare una calamita per il secco di tutta la regione per poter ripagare i prestiti bancari che sono necessari per realizzarlo. Quello che diceva anche Tammino, cioè se noi spendiamo e chiediamo prestiti alla banca, poi siamo costretti a produrre energia elettrica, come fa Copenaghen che deve andare in Svezia a comprare i rifiuti. Ecco, mi fermo qua, grazie.